Oggi siamo a Fuscaldo in Contrada Scarcelli dove c'è l'associazione Goel e noi ne parliamo con Giuliana Scofano. Buongiorno Giuliana. Buongiorno. Grazie per essere con noi, naturalmente, anzi, Grazie grazie a per te. averci ospitato, ecco, nella sede di questa associazione Goel. Intanto cominciamo da questo, perché Goel? Allora, Goel, in realtà Goel, l'accento cade sulla O, è un nome biblico, quindi è un nome che appartiene al Vecchio Testamento della Bibbia e per noi è colui che letteralmente colui che si prende cura. Quindi ci venne suggerito a inizio un po' di percorso di discernimento, comunque di scoperta di quello che volevamo fare da grande, da Monsignor Bregantini, che all'epoca era vescovo di Locri. Beh, insomma, sì, ce lo ricordiamo tutti, Monsignor Bregantini, davvero per Sì, sì, anche sì. quello che è riuscito a fare A in quella fare. zona del territorio, che non è facile, Infatti. indubbiamente. Senti, voi vi occupate di cosa? Allora, la nostra associazione si occupa prevalentemente di aggregazione e educazione dei più piccoli, in primis. Quindi noi abbiamo iniziato in realtà prendendoci cura, proprio come dice il nome, dei bambini in età prescolare, quindi prima di una specie di scuola materna o comunque di un gruppetto di bambini di alcune famiglie che rimanevano senza servizio in età prescolare in questo territorio. Poi piano piano questo bisogno è venuto meno perché il comune aprì la scuola statale a Scarcelli e noi abbiamo iniziato a rimetterci in ascolto il territorio e abbiamo cominciato un po' dal 2005, diciamo, in poi a prenderci cura di bambini, adolescenti e giovani di questo territorio. E cosa fanno questi ragazzi che vengono qui da voi? Allora, noi nella nostra sede, che è una vecchia scuola elementare, abbiamo un centro di aggregazione giovanile che funziona tutto l'anno. Fino al mese di luglio in genere per i ragazzi del territorio, quindi dalle attività più disparate, lo spazio compiti, dei laboratori manuali, cineforum, film per bambini, cooking class, di tutto di più, a magari incontri un po' più formativi per i giovani, per quelli più grandi, sui temi dell'agricoltura, del turismo solidale, del turismo sociale, mentre durante i mesi estivi ospitiamo gruppi di adolescenti e giovani che vengono da varie parti d'Italia a fare delle brevi vacanze e magari a scoprire questa Calabria. Ecco, io ho già intravisto un gruppo di adolescenti, prima hanno fatto una riflessione, diciamo così, su una canzone di Battiato. Sì. Poi addirittura poi fanno la palestra, insomma, quindi si divertono. Quindi... Sì. Allora, guarda, noi in realtà come associazione, ma come parrocchia prima, come associazione poi, per ben 27 anni, fino all'estate 2019, in questo periodo facevamo un'attività che si chiamava Estate Ragazzi, una sorta di campo scuola, però avevamo bambini dai 5 anni ai 14, quindi bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, ne ospitavamo oltre 100, con un nutrito gruppo di animatori e giovani e mamme che ci davano una mano. Purtroppo quest'anno con il lockdown questa attività molto attesa per i bambini del territorio non è stata possibile e abbiamo raccolto un po' il grido di aiuto e di bisogno di incontrarsi degli adolescenti che comunque con il lockdown sono stati un po' quelli più penalizzati, no? Quella fascia d'età in cui le relazioni, il contatto è fondamentale, è stato deleterio. Quindi loro vengono anche qui proprio a giocare. Vengono qui per giocare, per stare insieme, per riflettere. Stamattina appunto hanno utilizzato la canzone di Battiato. Un po' in queste settimane, è la terza settimana adesso che vengono tutte le mattine dalle 9 a mezzogiorno e in questa settimana si stanno un po' interrogando su la preziosità del tempo e del tempo trascorso insieme, e della cura delle relazioni, dello stare insieme e quindi appunto partono con una canzone e poi fanno una marea di attività diverse. Quindi voi vi occupate in sostanza di diverse poi classi di età. Sì, di diverse classi di età, abbiamo i bambini delle elementari, durante l'anno prevalentemente abbiamo i bambini delle elementari. Gli adolescenti sono sempre quella fascia di età un po' particolare che si affaccia per un periodo, poi va via, poi c'è un gruppetto un po' più che rimane più attaccato,
però vanno e vengono i ragazzi. Ecco, noi siamo in particolare, perché questa cosa mi ha molto Sì, incuriosito, in una sala sì. in cui voi avete dei letti appesi, come li posso chiamare? Io non l'avevo mai vista questa cosa. Sì, noi abbiamo realizzato appunto questi letti, qualcuno alle mie spalle, un po' seguendo la storia o comunque il modello delle cuccette del treno. Perché avevamo questa stanza, come ti dicevo prima, durante i mesi estivi ospitiamo gruppi di giovani, quindi avevamo la necessità di avere dei posti letto per i gruppi che facevano richiesta, però poi questi posti letto non venivano usati tutto l'anno. E allora abbiamo detto, ma noi però non possiamo buttare via una stanza in questo modo. Allora abbiamo realizzato un po' questi letti che secondo noi sono anche belli come arredo, e appunto guarda, questa idea te la copia Ikea, te lo dico, perché funziona. Abbiamo anche gli esperti che li hanno realizzati da suggerire, davvero, magari bravissimi, potrebbe essere un futuro lavorativo. E appunto durante l'estate vengono aperti, ma anche durante l'inverno. Spesso i bambini ci chiedono anche di dormire qui, ma dai, perché non dormiamo al centro? Quindi il centro è diventata veramente la casa di tutti, soprattutto dei bambini, ma anche delle famiglie del territorio. E appunto hanno tanta voglia di stare qui che spesso ci chiedono di dormire qui. Allora non ti nascondo che anche durante l'anno capita che un sabato e una domenica qualcuno dei più grandi accontenta i bambini e dice vabbè, allora stiamo al centro, quindi il sabato il film, la pizza, si dorme qui, la domenica poi colazione insieme e si va tutti a casa. Ecco, tu mi hai incuriosito poco fa, hai parlato di cooking, ecco, di Sì, cucina. Adesso sì. c'è la cucina, poi ho visto anche un forno. Sì. Ma cosa fate allora? Allora, noi li sfruttiamo, ma pensiamo di sfruttarli appieno, ma forse nemmeno più di tanto. Abbiamo intanto delle mamme che ci danno una mano, che sono delle ottime massaie. Il forno a legna, soprattutto quando abbiamo i gruppi, spesso facciamo lezioni di cucina o magari proprio come si fa il pane in casa, la pitta, famosa pitta calabra, quella bella alta, spessa, che si cuoce a terra. E anche con gli adolescenti, proprio settimana prossima impasteremo pane e pizza per fare Mi viene una l'acquolina in bocca, vabbè. se vuoi ripassare. Magari in una di queste occasioni. E poi ho visto, io sto andando avanti, insomma, per quello che mi ricordo, ho già fatto un giro veloce, la casa di legno, che poi sono anche sulle ruote, questa cosa mi ha un po' incuriosito. A che serve questa casa di legno? Anche lì una casetta mobile, e anche quella è utile per i gruppi che arrivano l'estate. Noi nella casetta abbiamo 10 posti letto e c'è il bagno con la doccia, poi abbiamo delle docce all'esterno, abbiamo anche dei bagni all'interno. Diciamo che arriviamo ad ospitare non in periodi di non lockdown, ecco, arriviamo ad ospitare fino a 20 persone, gruppi di 20 persone. Nella maggior parte dei casi sono gruppi che vengono dal nord. Abbiamo avuto gruppi da Modena, da Bologna, Milano, Bergamo, tanti oratori, anche gruppi scout che spesso magari utilizzano la tenda, il giardino, e diciamo che per noi è un modo per far riscoprire una Calabria bella, una Calabria positiva. Guarda, qui avete un panorama straordinario davvero sul mare. E quando si vede c'è tanto da vedere, poi anche c'è il santuario di San Francesco, le famose chiese poi di Cuscaldo. Sì. E da qui si vedono anche le eolie, no? Da qui si vedono anche le eolie, sì. Infatti una cosa molto bella è quando capitano i gruppi del nord, che magari, e che tra l'altro d'estate è anche difficile vedere le eolie o lo stromboli, perché c'è la foschia. Però magari capita quella giornata di pioggia che ripulisce tutto. E allora è capitato qualche anno fa un giovane di Cremona che la mattina, come sono arrivata, mi è venuto incontro e mi dice: scusami, ma che cos'è quella montagna in mezzo al mare? E dice: ma quello è lo Stromboli. Cioè era proprio incredulo, certo. E in questo modo anche noi del posto apprezziamo la bellezza di questo posto. Cioè, a volte ce ne scordiamo. Perché a volte siamo abituati, no? Perché dici, vabbè, è lo Stromboli, cioè noi lo vediamo 300 giorni all'anno, potrebbe essere normale. E ci allora abituiamo alla nostra bellezza, però se vero. la pensiamo un po' al grigiore di alcune città del nord, insomma, stiamo meglio noi. Sì, allora, senti un po'.
Intanto, come si accede a questi vostri servizi? Ecco, con chi siete in contatto? Allora, guarda, con le parrocchie? Noi sì, siamo in contatto con con la parrocchia ovviamente di Scarcelli, con le scuole. Anche negli anni abbiamo dialogato molto con le scuole, abbiamo una scuola proprio qui attaccata, ma anche abbiamo trovato sempre dei dirigenti scolastici che comunque ci hanno in qualche modo, non dico aiutato, favorito, però hanno sempre sposato le nostre attività. Ad esempio ti parlavo dello spazio compiti, no? Durante i mesi invernali, un giorno a settimana si fanno i compiti insieme. Quindi si accolgono non solo bambini che hanno bisogno di fare un po' di sostegno scolastico, ma anche bambini che non fanno fatica, che però gli piace fare i compiti insieme ai propri compagni o ai giovani che sono qui in associazione. Insomma, lo studio diventa proprio un atto di socializzazione. Bravissimo, sì, perché spesso facciamo dei tavoli per classe, la terza, e allora ci sono i volontari, io seguo la prima, io la seconda, e tutti i bambini di prima e di seconda. Devo dire che le maestre, soprattutto delle scuole elementari, invitano i bambini a partecipare a queste attività proprio per permettergli appunto di socializzare, magari di superare delle piccole lacune. Beh, insomma, è importantissima questa cosa che voi fate. Mi piace tanto e mi piace capire. Allora, voi siete nati con questa mission che è dedicata ai giovani. Sì. Ecco, che altro volete fare? Ecco, quali sono i vostri progetti ancora per allargare le vostre attività? Perché qua avete anche dello spazio appunto per poter mettere su delle idee. Allora, guarda, se io un po' immaginando come sta andando l'associazione, se riuscissimo a garantire questi servizi sempre in maniera costante, già abbiamo fatto un grande passo avanti, nel senso che noi abbiamo fin da subito deciso di investire gratuitamente nell'educazione, perché purtroppo in questa terra i servizi educativi non sono dei servizi retribuiti come in altre terre, no? Io immagino altre regioni d'Italia dove i centri di aggregazione giovanile vengono anche finanziati, quindi questo invece è un centro di aggregazione giovanile che si appoggia sul volontariato. Per cui se riuscissimo di questo parliamo dopo di questa cosa, perché insomma le istituzioni se riuscissimo a garantire questo servizio appunto per le famiglie del territorio, già abbiamo fatto una grande cosa. Certamente sì. Sì. E quindi a questo punto ci sei andata col discorso, insomma, l'apporto delle istituzioni, il vostro rapporto con le istituzioni. Allora, com'è? Noi sicuramente un rapporto di dialogo, nel senso che già questo è un risultato. Allora, lo posso dire, ce lo dico anche con orgoglio, dico che se l'associazione Goel è un'associazione che è attiva su questo territorio da 20 anni, noi a settembre 2020 compiamo 20 anni di attività, molto spesso un'attività che facciamo sempre in silenzio e ci facciamo poco, forse anche poca pubblicità, però non lo so, ci dedichiamo sempre molto al fare e poco al propagandare. Io penso che se sono 20 anni che siamo su questo territorio è perché abbiamo sempre dialogato con le istituzioni di qualsiasi colore politico ci sia, sì. Perché credo che la cosa fondamentale per il volontariato, al di là di tutto, è quello di appunto dialogare con le istituzioni. Comunque, se vuoi fare delle attività, il dialogo deve essere in primis. Poi magari trovi l'amministrazione un po' più propensa, o magari trovi l'amministrazione che riesce ad avere un po' più di finanziamenti o qualche fondo. Non ti nascondo che qualche anno fa magari il comune di Fuscaldo ha fatto dei progetti educativi che riguardavano le scuole e ha coinvolto l'associazione Goel, ma anche se non ci sono stati dei progetti o dei finanziamenti a livello locale, l'associazione è comunque andata avanti. Abbiamo avuto la fortuna di fare dei progetti grossi anche o comunque finanziati dal Ministero della Gioventù, che ci hanno permesso di fare anche delle opere di ristrutturazione della struttura. L'abbiamo resa così come oggi grazie al lavoro di tanti volontari e grazie anche a qualche finanziamento che, non nascondo, è servito a mettere in campo appunto. Che non fa mai male. Non fa mai male, certo. Senti, qual è la difficoltà maggiore che avete voi sul territorio?
Allora, la difficoltà maggiore in questo momento è anche quella di trovare dei volontari. Ecco. O di avere dei volontari che comunque si prendono a cuore l'attività ma anche solo un piccolo pezzetto. Siamo un'associazione che comunque è composta di un gruppetto di volontari che si impegna. Per fortuna nel penultimo progetto di servizio civile sono uscite anche 5 giovani ragazze che hanno deciso di continuare, finito il servizio civile, anche a fare volontariato. Bello. Quindi questa è una cosa molto positiva, non capita sempre. Adesso siamo con questo turno di servizio civile siamo a 36 giovani accolti in associazione e non sono stati 36 poi volontari, però diciamo che un nutrito gruppo di una decina di 10-15 volontari in questi 36 li abbiamo costruiti, sì. Giuliana, mi dicevi che dopo, oltre questa vostra attività, voi avete anche avviato negli anni una cooperativa sociale. Poi. Sì, diciamo che il gruppo un po' fondatore dell'associazione ha avviato l'anno dopo una cooperativa sociale, in primis perché qualcuno di noi aveva la necessità di lavorare. In secondo luogo volevamo lavorare nel territorio in cui eravamo nati e cresciuti, no? E quindi abbiamo detto perché no, siccome la sfida educativa non era una sfida che ci poteva portare lavoro, abbiamo avviato un'attività, una cooperativa sociale che si chiama Il Segno. Inizialmente nasce come una cooperativa tessile, perché Suor Tiziana Masnada, che era socia della cooperativa e dell'associazione, che è socia della cooperativa e dell'associazione, era una stilista nel campo dell'abbigliamento, quindi abbiamo deciso di sfruttare la sua professionalità all'inizio. E negli anni la cooperativa è diventata una cooperativa agricola, rimane una cooperativa sociale di tipo B, ma si occupa di agricoltura biologica dal 2009. Coltivando 2 ettari di terreno di proprietà del comune di Paola, che ricadono in comune di Fuscaldo. Facciamo prevalentemente orticoltura, io lavoro in cooperativa, mentre sono presidente dell'associazione, e in più trasformiamo i nostri prodotti all'interno della vecchia stazione ferroviaria di Fuscaldo, dove abbiamo realizzato il laboratorio. È bellissimo tutto questo. Quante persone sono coinvolte in questa cooperativa? Allora, in cooperativa attualmente abbiamo un operaio stagionale, io lavoro in cooperativa, poi abbiamo 2 volontarie che diventano stagionali all'occorrenza, sì. Quindi sì, comunque crea 4 posti di lavoro, diciamo. Sì. Mi sembra importante anche perché poi voi utilizzate le cose del territorio, la materia prima. Ecco, bravissimo, la materia prima, anche le ricette del territorio, delle conserve, prevalentemente ci affidiamo alle ricette antiche del territorio. Sulla gastronomia non ci batte nessuno. No, assolutamente. È una cosa fondamentale. Sì. Senti, il vostro rapporto con l'istituzione l'abbiamo già discusso, adesso vorrei capire invece il rapporto con le altre associazioni. Esiste una vera rete sul territorio oppure no? Ecco, in alcuni casi il tuo collega mi ha detto sì, esiste, in altri casi invece ci si sente un po' più soli. Guarda, noi allora, come abbiamo la fortuna di lavorare, noi lavoriamo benissimo con un'associazione di Paola che è l'Auser, ci troviamo spesso anche a progettare insieme, ci siamo trovati negli anni, magari ci sono dei periodi un po' più favorevoli, quelli meno, però lavoriamo molto molto a stretto contatto. E poi comunque noi cerchiamo sempre di dialogare con le associazioni o comunque con gli enti che sono sul territorio, mi riferisco sempre a enti del terzo settore, associazioni di volontariato, protezione culturale, eccetera. E anche perché quando noi ti parlavo prima dei gruppi, no, che vengono durante l'estate, e ti dicevo proviamo a fargli scoprire una Calabria bella. E noi ci siamo creati negli anni una rete di associazioni, di persone da poter incontrare e da far conoscere a questi gruppi, perché secondo noi è fondamentale spesso a chi viene da altre parti, da altre regioni, fargli capire che dal basso c'è una Calabria che si muove, che lavora parecchio. E allora ci capita di andare su Cosenza, incontrare delle associazioni su Cosenza piuttosto che su Catanzaro, o nel Pollino, magari quelle piccole aziende agricole o di associazioni
culturali, di turismo, che comunque promuovono un territorio, promuovono questa regione. Secondo noi è di fondamentale importanza. Quindi diciamo che la rete noi negli anni l'abbiamo realizzata, l'abbiamo creata, poi magari non lavori sempre con quelle persone, però il sapere che ci sono è importante. Senti, voi avete accompagnato dei bambini che poi sono diventati adolescenti, poi magari adulti, che comunque continuano a visitarvi. Sì. Noi, tra l'altro, non so se c'è un giovane che sta facendo servizio civile in questo periodo, in questo anno, si chiama Camillo. Lui frequentava l'associazione Goel da piccolo, poi è diventato adolescente, ha fatto l'animatore per i campi scuola per tanti anni, poi per un periodo si è allontanato perché durante i mesi estivi lui lavora come cameriere, come cuoco, e quest'anno ha scelto di sposare un progetto dell'associazione Goel e fare servizio civile da noi, quindi sì, questo sì, molti sono rimasti poi, sono diventati soci, questo è una delle soddisfazioni più grandi. Non sono tanti, però poi ogni tanto quando vedi che qualcuno ritorna, qualcuno o qualcuno si rivolge adesso ti faccio di nuovo l'esempio di Camillo, no? Si rivolge agli adolescenti così come io mi rivolgevo a lui quando lui era adolescente, allora dici, caspita, forse è un pochino il lavoro. Capisci di aver lavorato bene, sì, sono capisci. soddisfazioni. Assolutamente, Senti, assolutamente. hai avuto qualche caso particolare che ti ricordi, un caso magari difficile che però ti è rimasto nel cuore? No, sarei un po' troppo smielosa nel dire che comunque tutti i ragazzi che passano da qui rimangono nel cuore, sempre, almeno nel cuore, ma di tutti gli educatori, di tutti i volontari che lavorano in associazione. Cioè noi proprio ce li ricordiamo ad uno, ci ricordiamo magari il caso di quel bambino, la bambina che piangeva, piuttosto che, cioè proprio ad uno e per nome. E la cosa bella un po' che ci diciamo, ogni tanto diciamo, caspita, però stiamo diventando grandi o vecchi, dipende il tempo passa, il purtroppo, tempo passa, è proprio quando li ricordiamo, no? Perché magari quando ci troviamo con i volontari o a fare una cena di volontari, eccetera, allora ogni tanto ti ricordi quel bambino che assolutamente rimangono sempre tutti, cioè quelli che passano da qui rimangono nel cuore di tutti. Bene, questa è una cosa molto bella. Che vedi nell'immediato, nel vostro futuro immediato come associazione? Allora, guarda, noi tanti genitori hanno un po' questo lockdown, torno a dirlo, ai bambini e a tanti genitori è mancato questa struttura, il vivere questa struttura. Io spero che possa ritornare ad essere fruita come era prima. Senza paura, ecco, il fatto di non aver fatto il campo scuola quest'anno, ci sono tanti bambini che ogni tanto magari ci incontrano e ce lo chiedono, tanti genitori, no? Anche domenica un genitore mi ha detto: ma non lo fate il campo scuola? Purtroppo no, quest'anno. Quindi io spero che questa struttura possa ritornare ad essere una casa per tutti, le famiglie, i bambini del territorio, sì. Insomma, invitate qualcuno a visitarlo. Poi abbiamo fatto oggi. E poi nell'immediato, dal 15 agosto in poi, abbiamo tre gruppi di una cooperativa sociale di Cremona, ecco, che si occupa di minori stranieri non accompagnati. Faranno dei gruppi molto ristretti rispetto al solito. In genere per la sicurezza. Sempre per la sicurezza. In genere vengono giù in 18, quest'anno verranno giù in 7-8. E verranno a fare delle brevi vacanze di una settimana insieme a questi ragazzi di cui loro si occupano, insomma. Abbiamo un po' da fare, sì, dai. Assolutamente, conosceranno il nostro mare, le nostre bellezze, che è sempre molto apprezzato. Va bene. Senti, io ti ringrazio per tutto quello che ci hai raccontato, perché davvero è importante quello che fate in questa zona a Scarcelli di Fuscaldo. Io non c'ero mai stato, quindi è la prima volta che lo visito, ma è un caso oppure no che siete nati proprio a Scarcelli? Ecco, ma no, allora io abito qua, sei in quindi zona. sì, sono di zona. Poi appunto c'era Suor Tiziana che abita qua come congregazione, che sono le Suore del Bambino Gesù, che è quella che ha avuto l'idea dei letti, che è quella che ha avuto l'idea dei letti. E quindi insomma eravamo qui, siamo cresciuti qui, insomma. Poi avevamo bisogno di una casa
il comune dismetteva questa scuola e abbiamo detto perché no. Tu sei la dimostrazione che ognuno di noi può cambiare il luogo in cui vive. Speriamo. Quindi davvero è un bel esempio questo. Giuliana, ci provo, grazie a te. Buona giornata a te. Buona giornata a te. Ragazzi. Grazie mille.